Panicunzato a Scopello, degustazione di prodotti tipici siciliani. Tipica siciliana è anche la musica che accompagna la bellissima serata di fine estate. E naturalmente sono loro, Giuseppe e Maurizio Calandra, con il loro siciliano tipo strano. Questa stagione hanno spopolato per le sagre di tutta la Sicilia. Maurizio e Giuseppe Calandra, avete preso l'astronave di siciliano tipo strano e adesso non vi ferma più nessuno. No, diciamo che non è così, abbiamo avuto una stagione molto intensa e devo dire, o dobbiamo dire anche grazie a Siciliano Tipo Strano che ci ha permesso e ci ha dato molta notorietà, e di questo siamo ben felici, inutile nasconderlo. Quest'estate abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo fatto tantissime sagre, quindi siamo entrati anche nel contesto giusto, che è quello della musica popolare, del popolo, quindi portare la musica siciliana nelle sagre, vivere assieme quindi le tradizioni del gusto della musica, è stato per noi, come dire, un'ottima accoppiata. Io so che c'è in cantiere un altro bellissimo brano, Giuseppe. Ma oltre ad esserci un altro bellissimo brano, per noi sono tutte bellissime giustamente, ma ci sono tantissimi altri brani che ci stiamo lavorando sopra. Contiamo almeno di un altro anno a questi tempi avere fuori un altro CD e qualche altro brano con tipologia tipo Siciliano Tipo Strano. Noi vorremmo ricalcare il successo che stiamo avendo con questo brano. Molte radio e alcune televisioni locali continuano a trasmettere in TV il video, nella radio invece la canzone. Abbiamo scritto anche il videoclip ad alcuni concorsi. E devo dire ad esempio che siamo arrivati quarti a Roma al Marte Live, siamo arrivati primi al Summer Festival a Taranto, quindi in Puglia, in una terra diciamo straniera, e abbiamo vinto il primo premio, è stata premiata con la categoria Shack Music come miglior brano. Siamo arrivati primi a Catania, alle State Accorti, è stata premiata come miglior canzone, quindi tantissimi giornali, tante TV, anche TV nazionali, il Rai 1, TG1 Focus si è occupato di noi. Giuseppe, il nuovo disco quando uscirà? Ma noi contiamo sicuramente prima dell'estate prossima di uscire fuori con il nuovo CD. No, quest'estate, prima della fine di quest'estate. No, sarebbe un po' assurdo, se tu sei tutto pronto in cantiere e io non so niente, a me potrebbe fare solo enormemente piacere arrivare e mettere solo la voce e basta. Sarà accompagnato sempre da un videoclip nuovo? Questo sicuramente ci stiamo già pensando e forse ci sono, come dire, le possibilità e abbiamo già delle idee messe su nero, su bianco, Scopello e Alcamo, quindi anche un modo nuovo, un modo simpatico per promuovere il nostro territorio. Sta cosa non si può fare.